Devo dire che forse ci siamo un po' abituati ad essere poco ambiziosi in ambito turistico. Il punto attorno a cui noi abbiamo provato ad articolare la nostra discussione è che le politiche turistiche hanno due caratteristiche molto particolari. La prima è che sono condivise tra le competenze nazionali e le competenze territoriali, ma è vero che, come dire, la responsabilità del territorio è attirata dal fattore endemico che il turismo ha, e cioè quello di svilupparsi sui territori. E dunque dentro la cornice nazionale faccio notare che molte delle cose, consigliere Favero, che lei cita come grandissimi traguardi, stanno avvenendo e sono già avvenuti molto prima che in Veneto da altre parti. Faccio notare, consigliere Favero, che potremmo aver fatto molto di più, essendo stata approvata una legge quadro sul turismo qualche anno fa a livello nazionale, che è stata puntualmente smantellata dalle regioni per la competenza di materia, perché volevano essere autonome nel determinarsi le proprie politiche turistiche. Poi io non so se in Cina abbia senso andare a promuoversi come regione, o forse avrebbe un po' più senso come paese. Ma dicevo, dentro questo processo di competenze divise tra Stato e Regione e di normativa, di legislazione che si è stratificata, oggi la Regione è di fatto titolare delle politiche e della programmazione in materia di turismo. E questo vuol dire che la Regione è responsabile, io direi, di almeno due cose principalmente. Primo, dettare delle linee di indirizzo concertate naturalmente con i territori, linee di indirizzo. Su questo io credo che questo piano sia carente. Ha ragione il consigliere Soranzo quando dice il piano del 2018 era molto più articolato, sa consigliere Formaggio, quello del 2018 era oltre 100 pagine, non so, era da bocciare solo per la lunghezza, ma è impensabile, pur essendo, l'ho anche detto, un prodotto, una proposta interessante, è impensabile che dopo la pandemia si possa ripartire esattamente da lì, nel dare le linee di indirizzo. E questo perché, Assessore, certamente la pandemia, per quanto possa essere per la parte più, diciamo, seria alle nostre spalle, ci ha lasciato un portato di incertezze e dunque non abbiamo tutte le risposte in tasca. Però alcune cose ce le ha dette chiaramente e su quelle bisognerebbe intervenire, possibilmente prima che altre destinazioni che competono direttamente con le nostre arrivino. Perché quello che è cambiato, oltre alla pandemia, sono cambiamenti generali che potevamo intuire anche prima e che oggi arriveranno e torneranno. Allora, se prima le nostre destinazioni turistiche avevano un range di competitori ristretto, oggi quel range si è notevolmente ampliato e noi, se vogliamo continuare ad essere eccellenti nella competizione, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo che renda le nostre destinazioni ancora appetibili, perché lei saprà meglio di me, visto che è un esperto di sentiment analysis, che l'Italia continua ad essere il paese più desiderato dai viaggiatori, ma allora mi dica come finisce la frase. No, mi dica come dovevo finire l'analisi. Ma cosa dove stavo dicendo? Mi dica cosa dovevo dire, visto che avrà letto l'analisi a cui mi riferisco. Fede? Io chiederei, non so, magari doveva finire, dicevo, se è vero che l'Italia continua ad essere la meta turistica più desiderata, inizia ad essere preoccupantemente la meta turistica non più visitata. Tutti desiderano ma poi vanno da un'altra parte e questo è un tema che riguarda anche noi. Certo che però, Assessore, se ogni volta che in Consiglio le si fa notare, le si offre un punto di vista, lei lo liquida con questo atteggiamento, capirà che di strumentale qua non c'è l'intervento del consigliere regionale, c'è la funzione dell'assessore che viene qua con un pacchetto completo, si infastidisce anche se gli diciamo che non va bene e se ne va a casa con i suoi 30 passavoti a favore. Per me possiamo fare anche così, però non credo che sarebbe proprio la nostra funzione. Quindi dicevo, indirizzo e concertazione.
Le incertezze della pandemia le abbiamo tutti presenti, nessuno si aspettava che lei venisse con la ricetta ai problemi post-pandemia, però alcune riflessioni sulle fragilità strutturali del comparto e della Regione ci saremmo aspettate di trovarle, alcune gliele abbiamo provate anche a infilare una dopo l'altro. Venezia, il tema dell'utilizzo dei dati, il tema della sostenibilità, il tema della digitalizzazione, il problema delle destinazioni mature, il problema del turismo lento che ad esempio il consigliere Formaggio non piace. Tutte queste robe abbiamo provato a proporgliele e a chiederle un'opinione e non c'è stata riscontro. La seconda funzione che dovrebbe svolgere la Regione nella titolarità delle politiche e della programmazione in materia di turismo dovrebbe essere la valorizzazione del capitale turistico. Noi le abbiamo posto alcuni problemi che riguardano la sostenibilità e che naturalmente incidono sullo stato di salute degli attrattori turistici naturali e culturali di questa regione. E le abbiamo chiesto che intenzioni ci sono, perché in questo piano non c'è scritto niente. Quindi le abbiamo chiesto il ruolo del pubblico nell'emancipare le politiche turistiche, dove e verso quali obiettivi si intendono indirizzare le risorse, come avete intenzione di svolgere appunto quella funzione che la legge vi affida di programmare le politiche turistiche, se avete intenzione di intendere le politiche turistiche come un vero comparto industriale e non una rendita e che dunque necessita un intervento del pubblico, o se avete l'impostazione che dice il consigliere Formaggio, lasciate i soldi agli imprenditori che poi si arrangiano loro a fare, che mi andrebbe benissimo. Ed è stata così perché la gestione delle politiche turistiche, ti ho ascoltato Giorgio. Collega Formaggio, per cortesia. Dicevo, in effetti hai ragione, è sempre stata così, sono sempre state così le politiche turistiche in questa regione, contributi alle imprese che si sono organizzate come meglio hanno. Perfetto, il problema, caro Gio, è che quando poi i turisti, anziché venire nelle nostre destinazioni, vanno da un'altra parte, se la logica che noi vogliamo adottare e che voi adottate in questo documento rispetto alle politiche del turismo è meramente una logica che si concentra sul tema del mercato, quando il turista anziché venire qui va da un'altra parte, sa cosa dice la logica del mercato? Che l'impresa chiude. Collega Formaggio, gliel'ho già detto più volte, cioè, quando sta parlando un collega lei non può continuamente intervenire fuori microfono, cioè, non abbiamo gli opinionisti in aula, se uno vuole intervenire fa richiesta, interviene, è finita. No, ma basta. Se fosse un'interlocuzione utile andrebbe bene anche se mi dice che la sinistra che fa andare via le barche non so a cosa si riferisca. Quindi. Era per dire che quando poi decide il mercato, perché deleghiamo al mercato il nostro lavoro, succedono guai, soprattutto quando il mercato non ci consente più quella rendita a cui eravamo abituati. Ecco perché all'inizio del mio intervento ho detto che è ora che le politiche turistiche non facciano un salto di qualità e che il turismo non sia più considerato l'ancella delle politiche pubbliche perché tanto va da solo, ma che invece sia l'oggetto di decisioni importanti, di appunto indirizzo e strategia, esercitare quella funzione. Il ruolo del pubblico sta, secondo me, in questo. Quindi vado a chiudere per ovviamente annunciare il voto contrario del gruppo del Partito Democratico su questo progetto. Lo motiviamo, al netto di tutte le cose che ho già detto, proprio perché lo riteniamo profondamente inadeguato rispetto alla situazione attuale contingente che stiamo vivendo, in riferimento alla pandemia, rispetto all'incapacità che dimostra di avere una lettura su come affrontare le fragilità strutturali che in questa regione, e non solo, riguardano il comparto turistico, perché riteniamo grave che la Regione del Veneto decida di abdicare al ruolo di programmatore in materia di politiche del turismo, perché diciamo ci convince anche poco l'approccio per cui anziché costruire un'opinione, un'articolazione, si offenda se si avanzano delle critiche, e soprattutto perché riteniamo che l'approccio che abbiamo utilizzato fino a qua
quello del mercato, quello del lasciamo fare, quello del tanto siamo i più bravi e arriviamo sempre primi, che ci ha premiato fino ad oggi, rischia di mettere in discussione lo sviluppo futuro della nostra regione. Il PIL che il turismo produce in questa regione, Assessore, merita rispetto e merita delle politiche pubbliche adeguate a garantire anche a questo comparto il futuro necessario.